io potessi magari dire di sì a fare, a partecipare al concorso di bellezza. È giusto? Chino, io sogno la parte, dici Chino si vuole presentare e ti iscriviamo al concorso di bellezza, ma poi se vinci che diventi mischino, non è una cosa corretta. Avanti. Said, chiamici a cosa? A Hillary, che ne facciamo consigliare un corso di bellezza. Tu, un uomo 100 volte, fai il monaco, capisci se o no? Comunque. Paparella! Ciao, bello di casa! Come stai? Aspetta un attimo, ma Francesca, vuoi finire per sta caciara? Mamma, quella... Para buona perché ti zicco una pinna alla testa. Chi è carissima da pinna alla testa? No, ma che ti pare? Ha detto la pizza non l'ho chiesta. No, vabbè, oggi niente pizza, fa così. Come la pizza? Perché chi vi mangiate la pizza? Ogni tanto, ieri il sabato sera, poi il lunedì, va bene, un'altra... Oh, comunque, Dimmi. è bella raggiato, No, ma che stai scherzando? Ma che non lo sai, nella nostra relazione c'è rispetto, c'è fiducia reciproca, c'è disciplina, c'è tutto. Senta, Catino, vi regato mazzi, non è buono a niente. Senti, io non è per farmi i fatti ma chi tu che sento ti dico, vi dissi che sei buona a niente. No, ha detto a Catino che fa male il dente. Il dente, perché gli stanno a cadere tutti, a 18 anni ma gli stanno a cadere i denti, pensa ma... te quanto è strana la natura. Ma a Catino chi è tuo figlio? Sì. Ma si chiamava Cristian? No, cioè, sì. Sì o no? No, è il secondo nome, Cristian Totti Agati, il terzo, Cristian Agati. Il secondo nome è Melo. Come Melo? Melo, Saccappello, perché in campeggio va a naso, figlio mio, ma rendete conto, ma di Melo a Saccappello c'è un avvolontamento di Melo a Saccappello, quale campeggio? Melo come a me pazzi, perché poi di casa a femmina. Bravo, perché noi queste cose ci teniamo, Ricillo, Pupone, che ci teniamo? Sì, ci tieni. Guardate, come palleggia, solo come palleggia a piedire. Quanto è bravo, te rendi conto? Bravo, è troppo bravo, è un numero uno, cambiare il numero uno. Senti, che non fa, la manco mai sta cosa, sì o no? Ancora, ti ho detto che vengo, ma che devo fare? Io non lo so. Piccillo, perché chi da cosa non ci cala? Chi è Carissima non ci cala? Somara mi ha detto. Somara mi hai detto? Come Somara? Somara io. No, tu mi hai detto Somara a me. Io. Ma scusate, chiudete il collegamento. Ma come a me Somara? Non vai a fare. Somara ci cala, non c'entra niente. No, ma tu mi hai detto Somara. No. Pronto? Niente. Non ci posso fare. Vieni poi una parola per non sapere i verbi che si incucchiano. Secondo te chi ci dissi? Cicala o Somara? Vabbè, tu dici su sempre personaggi animaleschi? Va bene così. Quanto mi si dia nell'armadio dove c'è la scarpiera, mia moglie l'ha riempito con tutte le sue scarpe, 96 paia di scarpe di tutti i colori, per tutte le stagioni, di tutte le forme, col tacco, senza tacco, di tutti gli stilisti del mondo in ordine alfabetico, ce le ha tutte. Io l'unico paio di scarpe da tennis che c'aio le devo tenere in balcone, perché fanno puzza, in casa non si tengono. L'altro giorno ha piovuto, si bagnarono tutti e si sono strette di 2 misure, non mi venno più. Ma che devo fare? Ora ne esco coi ciabatte, a mia mesidia. Casugno, benvenuti alla televendita Cose di Casa Tua. Oggi tantissime offerte nuove. Perché sei meglio tutti, sei number one. E io sono Gianni. Lo sappiamo, questo Gianni lo sappiamo. Lo sappiamo, questa cosa non c'è bisogno di dirla. Non c'è bisogno di dirla, perché oggi è una televendita e noi venderemo tantissime cose alla gente. Se il bonifico è immediato, un pacco è assicurato. No. Pacco. Non è vero. No, non è pacco, vendiamo no. bellissime cose. Sì. Anzi, c'è il numero in sovraimpressione. Le linee sono aperte. Chiamate quando volete. Posso fare la poesia prima però. Dopo, la poesia è molto bella. Dopo la fai la poesia. No, dopo, va bene. Dopo. Pronto, chi c'è in linea? Pronto sei tu, non riattacca, fammi parlare. Fallo parlare. Pronto, chi c'è al telefono? No, tu. Pronto?
Salve, abbiamo un'offerta per navigare gratis con la fibra. Non ci interessa, stacca sta telefono, non ci interessa. Ma veramente a me mi interessa la fibra. Perché? Vado male di corpo e quindi magari in bagno poi faccio... Ma che schifo, già! A me mi interessa navigare gratis. Perché? Perché bisogna a mare completo, totale. Non ce ne frega, non ci interessa! Andiamo avanti, signori, perché solo per oggi alla modica cifra di 99,9 centesimi il periodico, cioè periodicamente navigatari picciole. E non ci stiamo guadagnando niente. Allora perché lo stiamo facendo? Lascia fare a non te me, preoccupare. lascia fare a me, signori, perché oggi non siamo qui per vendere ma per regalare. Regaliamo! Regaliamo! Siete muru ospitale che non vi potete permettere manco un televisore di 4 pollici? Faccio pollici. 4 pollici. E lo 2 so. piglioli. Ma ti devo a tagliare l'unghia. Faccio quasi E alla signori vi è mai capitato di volere simulare un incidente per truffare l'assicurazione? E sbatta la macchinera avanza e poi te l'amico cateissimone, aspetta la perizia, aspetta l'infortunistica, aspetta il pronto soccorso, basta, noi vi faciliteremo la vita Tutto vi facilitiamo! con il kit assicurazione. Ma il kit assicurazione! E in cosa consiste, Piero Dance? E allora consiste in gesso, leva e mette di tutte le misure e di tutte le dimensioni. La fotografia di una macchina già ammaccata e solo per oggi, signori, il testimone in omaggio. Tu fai il testimone! No, io Gianni faccio. Il testimone! No, non ci posso essere a matrimonio, non ci so dire. Il testimone dell'incidente! Ah, mi scherzo, ha fatto male Piero Dance. Vabbè, lo faccio io il testimone. Signori, solo per oggi, kit assicurazione! Meglio un posto fisso a regione. Bravo Piero Dance! Poesia! Poesia, va bene, la faccio, eccole qua. Le poesie di Gianni. Ma che ne faccio? Mi illumino d'immenso. Ma perché questo? Perché tanto sono attaccato però la luce. Bravo Gianni! Bravo Gianni, le poesie. Questa è una televendita! Te la butto. Anzi, Piero Denze, che cosa abbiamo in omaggio oggi? Oggi ci vogliamo rovinare. Ci vogliamo consumare! Mamma mia! Solo per oggi il regalo a Torradio. Si dice autoradio. No, a Torradio. Te la fotto partire stamattina. Ma Vabbè. se io sono venuto a piedi? E vabbè, fottete. Chiamate, signori! Oh, abbiamo una telefonata! Chi c'è in linea? Quella. Pronto, sono Gianni. Buonasera. Ma perché telefoni tu? È perché la radio è la mia. Ah, quindi la Fiat Uno parcheggiata a cassotto è tua. No, è di mio padre, però... Vabbè, fottetevi in, signori, chiamate! Alzate la cornetta! Pacco ma spiatta. Ci vediamo alla prossima! Ciao, Vollandini, si guardate, può Vollandini! Ci vediamo alla prossima! Quella. Chino, io ci metto la buona volontà, ma se appena diciamo pronto, chi non mi fa parare mai, Sahid, chiamila a Lori, vediamo se oggi siamo fortunati, perché appena ne vedi, subito ne preparare suo marito, lo so, io non ci posso fare niente, se tu non ti intrometti, vediamo se ora... Ciao Lori, come stai? Buonasera. Tutto a posto? Ah, guardi, i tempi sono cambiati. Uiri. Gli uomini di una volta non ci sono più. Finalmente mi sono rimessa comunque sulla piazza. Ah sì? Sì, solo che è una piazza legge, è una piazza dopo le 22 quando c'è un coprifuoco. Io sono a tipo un garage aperto. Io non ci sono le macchine di parcheggiare. Ma che ve ne pare? Peccato, volessi essere una macchina io di passaggio. Comunque per un lato sono triste, per l'altro invece sono molto felice, sì, perché mi sono liberata finalmente del mio ex marito. Solo se ci penso mi viene l'orticaria. Con una specie di prurito proprio in tutto il corpo. Ho sviluppato un'allergia. Lo sai che c'è scegare un po' di spirito. Che... Provo. Io ho tipo l'allergia che hai un pisello, là per mio marito. Sì. Che si mangiano, Ah, sì, vabbè. Sì. Il mio ex marito campava per mangiare, faceva tutte cose, doveva mangiare in continuazione, mangiava di tutto, dolce, salato, piccante, asciugato ondera, qualsiasi cosa. Vi dovete immaginare che io la sera, per fare la differenziata, l'organico e l'umido, siccome mi sediava, ci diceva la pauca, che mi sediva a scendere a munnizia, già stuacava tutta quanta. Vedi quanto tempo uno risparmiava, va? Sì, per lui esisteva solo quello, solo il cibo. Vi dovete immaginare che quando il giudice ha emesso la sentenza di separazione e ha detto che mi doveva dare gli alimenti, piante, ci aveva passato una da un frigorifero con tutto mangiare. Grazie. L'attacco di panico ci è venuto. Ho impiegato mezz'ora per farci capire che cos'erano gli alimenti. Sì, fa morire. Comunque, oramai non mi interessa più, sono libera. E sotto questo punto di vista devo dire che gli uomini sono cambiati, perché ora ci tengono alla forma fisica, stanno attenti a quelli che mangiano, come no.
insalatine, legumi, tu li vedi al supermercato con l'etichetta in mano, caleggiano cosa c'è, cosa non c'è, quante calorie, dici ma che fanno? L'altra volta io sono andata al supermercato, mentre passavo tra uno scaffale e l'altro c'era uno con una scatoletta di tonno in mano, cos'è? Immobile, non si muoveva, adesso pensare che poteva passare l'angiletto. Era per scadenza. No, non lo so, guardava quella scatoletta immobile, allora io mi sono fatta la spesa, tra l'altro era anche carino, io volevo attraccare, no? Dopo 20 minuti ripasso dallo stesso scaffale, che su era sempre fermo, con questa scatoletta di tonno. Disse no, vabbè, pot morire e non se ne stanno accorgendo, aspetta che faccio qualche cosa. C'è sto aiuto? Certo, mi ci sono avvicinata e gli ho detto scusi, solo questo sono arrivata a dire. Che questo solleva lo sguardo tutto ingazzato, medalia, dice, ha visto? Mi ha fatto perdere il segno, ora devo ricominciare da capo. A che ti stavo leggendo, commissario Montalbano? Madonna. Ah, vaffanculo, tu a scatolette di tonno. Signora, Cioè, si impressiona. questi problemi con mio marito, per esempio, non ci sarebbero stati. Perché tu non capeva se era una scatoletta di tonno, se era mangiare doiato, non capeva niente. Io non so come la mangiava. Niente, completamente. Secondo me era mezzo animale. Sì, perché era un bocco a tavola, un cane a letto e una scimmia quando si spogliava. Scafazzavo però. a sto No, marito. no, niente. Hai avuto il coraggio di dirmi quando ci siamo separati? Lo vuoi sapere? Ormai che ci siamo, io... Sei una cagna! No. A me, una cagna? Questo a una donna non si Una cagna. dice. Certo che gli uomini quando volete riuscite a toccare livelli di cattiveria allucinanti. Di Comunque scippiamo di lugna, non mi vero? interessa. Oramai me ne sono liberata. Sono libera come un uccello, volo. Che speranza che qualche cedro nuovo si rappresenta. Arrivederci. Lori, ma non hai fortuna, oh. Non hai, va per fare tutto così, comincia e finisce. Ma secondo te, tu qualche speranza qui da là? Ah, Chino? Ci potremmo rivolgere, che so, a qualcuno che predice il futuro? E che tu a fare? Ci rivolgiamo a un chinomante?